Genesi capitolo 50. Giacobbe interrato a Ebron. E stesso anno Giuseppe si buttò in coppa a faccia padre suo e chiagnetto in colla isse, oregnette e vase. Poi Giuseppe combinò tutte le miracoli sue e far barzamare padre suo. E miracoli imbarzamai in Israele e ci mettettero 40 giorni, perché tanto erano giorni che non ci volevano imbarzamare morto. L'egiziano chiagnettano per 70 giorni. Quando passarono tutti quelli che onnero lutto, Giuseppe parlava di tutti quelli che stavano in da casa del faraone e dicette a loro: se oggi trovate a razza innanzi all'occhio vostro, facete arrivare in terricchio del faraone che sti parola meglio. Padre mi ha fatto giurare il marito, o vicano, io sto per morire, e tu mi atterrai in da chi Lussemburgo che mi scavate in due paesi Canaan. Mo vi facessi là, per atterrare il padre mio, e poi torna a raggio subito a roba. O faraone rispondette dicendole: va, a tierra a padre come t'hai fatto giurare. Giuseppe è a mettere il padre in da chi Lussemburgo insieme a questi e tenere pure tutte i ministri del faraone, tutte le persone che ho basato a casa sua, tutte le persone che ho basato il paese l'Egitto e tutta la famiglia di Giuseppe, con tutte le frate e con tutti quelli che stanno in da casa del padre suo. Loro danno la stanno in due paesi e cose, sulle creature loro, e pecore loro, l'armiente loro. Accompagnano il padre suo pure tutte le carri guerra, tutto l'uomo a cavallo. A così si formò una processione e gente assai rossa. Quando arrivavano in dall'aria e Atad, che si trovava all'altra parte del fiume Giordano, facettero un lamento assai rosso e solenne, e Giuseppe facette il padre suo in lutto 7 giorni. Tutti i cananei si stavano in da quello paese, verettano un lutto vicino all'aria e l'Atad, e dicettero: in un lutto assai rosso chissà, per tutto il popolo dell'Egitto. E proprio per questo chiamavano Chilupizza Abel Misraim, che si trovava all'altra parte del fiume Giordano. I figli facettero paese tutte quelle che il padre aveva comandato a loro. Tutte le figlie sue portarono in due paesi Canaan e l'atterrarono in da quella caverna del campo e Macpela. In da quello campo che Abramo si aveva accattato in da mano Efron e Littita, che si trovava faccia fronte a Mamre, come una proprietà per atterrare morta la famiglia sua. Dopo che aveva atterrato il padre suo, Giuseppe tornò in altra volta in dall'Egitto, insieme con tutti i frati suoi, e insieme a tutti quelli che erano aiuto con esso, per gli atterrare il padre suo. L'urdomano è Giuseppe. Quando muretto il padre allora, i frati Giuseppe cominciarono a sapere paura l'uno con l'altro, e cominciarono a dire: mo va a trovare Giuseppe se non ci tratterà come nemici e non ci regnerà tutto quello male che noi abbiamo fatto a esso. E tanto mandarono a dicere a Giuseppe: padre, te prima morì, arata a noi chi sto comando. Abita a dicere a Giuseppe: perdona chi lo peccato dei frati tuoi e chi lo peccato che loro hanno fatto contro te, perché ti hanno fatto assai male. Perdona perché essi chi lo peccato rosso e tutte servono Dio e padre. Giuseppe si mettette a chiagnere quando loro le parlavano così, e tutti i frati suoi erano innanzi a esse, e buttandosi la faccia loro in terra. Innanzi a esse le ricettano: o viccanne, noi siamo schiavi tuoi. Giuseppe invece dicette a loro: non mi pigliate a paura, so forza io posto e Dio. Se voi avete pensato un male contro me, Dio ha pensato che io il male vostro, facendo a diventare un bene, se servite voi per far compiere tutto quello che voi avete oggi. L'ha fatta per far campare un popolo assai rosso, perché se vedi che non vi pigliate a paura, perché sarà G che penserà già tutto un magnà che serve a voi e a tutte le creature vostre. A così e consolai e retto coraggio a loro. Giuseppe, con tutta la famiglia del padre suo, alloggiai in dall'Egitto e campai 10 anni, e a così Giuseppe potette vedere i figli Efraim, zina terza discendenza, e pure i figli Machir, che erano figli di Manasse, nascettero in coppia di nocchi di Giuseppe. Poi Giuseppe dicette a tutti i frati suoi: io sto per morire, ma Dio verrà certamente per visitare, per far sciare in da chi sto paese, e porterà in da chi lo paese che essa ha promesso con un giuramento solenne a Abramo, Isacco e Giacobbe. Giuseppe poi facette giurare a tutti i figli di Giacobbe così: Dio verrà certamente per visitare, e tanto voi potrete insieme con voi, che pure l'ossa meglio. Giuseppe morette quando aveva 110 anni. Poi un barzamaino e lo mettettero in da Lussemburgo, in dall'Egitto.